aspettandosi risultati diversi. Avete mai sentito questa frase? Era una frase famosa di Einstein. Sapete che questa frase è vecchia oggi? Perché chiedo a voi, chiedo a chi lavora, se oggi fa esattamente quello che faceva 3 anni fa, ottiene gli stessi risultati 3 anni fa. Questa è la parte razionale del cervello. 1, 2, 3. Questa non è una cosa razionale. Sì o no? Sì. Non è razionale, sì, perché te la unisco con la parola attraverso il paradosso, l'azione, il brivido e la visualizzazione. Sapete come si fa a insegnare qualcosa a qualcuno? Per insegnare qualcosa a qualcuno ci sono 4 step, 4. Il primo è questo, lo faccio velocemente. Cosa significa? Ieri, nel memorizzare queste 20 parole, toste anche perché erano molto astratte, vi hanno creato interesse, curiosità e la voglia di dire lo faccio anch'io, voglio imparare anch'io, sì o no? Non vi hanno fatto vedere il risultato finale. Non vi hanno dato l'idea di dire ah però funziona, voglio farlo anch'io. Se non ho l'interesse, se non ho la voglia di fare, mi scivola tutto addosso, sono impermeabile. Quindi il primo step è lo faccio velocemente. Loro velocemente vi hanno fatto vedere come si fa. Il secondo step è lo faccio lentamente. Il terzo step è tu lo fai con me. Adesso faremo insieme questo esercizio. Le immagini che andremo a fare le farò io e secondo voi saranno le immagini migliori per voi? No, perché ognuno di voi pensa, agisce e ragiona a suo modo. A me interessa che capiate il meccanismo. Il quarto step è ora fai da te. Domani farete da soli questo esercizio. Se in 10 minuti, perché adesso il cronometro, in 10 minuti 10, memorizziamo 20 parole, sarà un bel risultato? Chi non ci crede ancora mi alza la mano? Bene, anche perché sapete una cosa che a me in questi anni è sempre colpito, chi è scettico, ma su se stesso a volte, è colui che nel tempo gratifica di più, perché chi vede che poi ottiene i risultati, dentro di lui riscatta lo click di dire ah però